Poi, prima di Cristo, la lingua, la cultura e la civiltà dei Veneti si perdono poco a poco con la pacifica e diplomatica invasione dei Romani. Nel III secolo a.C., al tempo della Grande Guerra contro i Galli, hanno inizio i rapporti duraturi e amichevoli dei Padovani con i Romani. Rapporti destinati a rafforzarsi finché nel 49 a.C. Padova è municipio romano. Ecco, di quell'epoca abbiamo i ruderi di questo anfiteatro, che doveva essere di notevole mole, databile tra il 60 e il 70 d.C. Questo muro è ciò che è rimasto di una costruzione ben più imponente, simile forse al Colosseo o all'Arena di Verona. Non fu devastata solo dai barbari, ma anche saccheggiata 1000 anni dopo dagli stessi padovani, che usarono queste pietre per costruire la città medievale. Non è difficile scorgere frammenti di quel passato nelle porte medievali, impastate di blocchi squadrati dell'Arena e di altri edifici romani. Un altro teatro romano era in Prato della Valle, oggi una delle piazze più grandi d'Europa. Padova Romana era una delle città più prospere. Tito Livio, Trasea, Peto, Strabone, molte le voci del tempo sull'eccezionale floridezza di Patavium. Le tracce di questo secondo teatro sono nascoste dalle acque dell'isola Memmia. Anche le sue pietre servirono molto più tardi. Vennero utilizzate dai Benedettini, 1500 anni dopo, per costruire la basilica dedicata a Santa Giustina, martire padovana. Dalla chiesa si accede direttamente al saccello di San Prosdocimo, che ci riallaccia ai primi cristiani di Padova. Per quanto si manchi di notizie precise, si ha motivo di pensare che il cristianesimo abbia raggiunto Padova nei primissimi tempi. Intorno al III secolo d.C. è accertata la presenza a Padova di una comunità cristiana guidata dal suo vescovo, identificabile in Prosdocimo, di cui abbiamo un bassorilievo. Dopo le persecuzioni dei Romani contro i cristiani, mentre il cristianesimo si diffonde, crolla l'impero e iniziano le devastazioni barbariche. E la Padova romana, che era una delle più importanti città dell'impero, viene rasa al suolo dai Longobardi intorno al 600 d.C.